Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 18 marzo, puntata 115 e do ovviamente il buongiorno al nostro Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Ale, vedo che c'è già grande discussione in chat. Infatti sono entrato e ho detto, cosa è successo? Cosa sta succedendo? Chiedono un po' del discorso, siccome Idrissi è out per infortunio, Obert è squalificato, chi giocherà a sinistra? Le opzioni non sono tantissime. Così c'è chi giocherà a sinistra, senza contestualizzare, chi giocherà a sinistra, così. Dove? Che partita? E tu come al solito parti tutto io dai sono tutto già per con la scontato. chat. Vabbè, allora venerdì esatto. ore 18:30 ci sarà l'anticipo della 30ª giornata all'Unipol Domus tra Cagliari e Napoli. Sarà squalificato Obert, Idrissi infortunato, quindi la chat chiede chi giocherà a sinistra in difesa. Devi sempre fare i conti che non tutti sono attaccati al discorso nella tua testa. Hai ragione. Siccome li ho visti già belli grintosi. I know. Quindi ho detto, partiamo subito. Ciao Nico, ben Così, trovato. pam, pam, Ciao pam. Marco. Partiamo, pam pam pam. Alla grande. Quindi secondo te chi giocherà a sinistra? Palestra. E quindi Zappa titolare? Oppure Zé Pedro, Mina, Rodriguez, palestra. Pedro, Mina, esatto, Rodriguez, così. Palestra. Così, sì. Potrebbe essere la scelta più ovvia. È che chiaramente perdi Palestra là davanti. Vabbè. Però rientra Esposito dalla squalifica. Potrebbe giocare Esposito Foloruncio e Chilixoi davanti. E Chilixoi. Potrebbe essere, sì. Potrebbe essere questa una... Vedi, secondo me Palestra a sinistra e Zappa a destra. Vabbè, ci sono varie situazioni. Tra l'altro c'è la notizia, non è ancora ufficiale, ma è praticamente fatto, ovvero l'esonero di Davide Nicola. Arriverà Marco Giampaolo alla Cremonese con un contratto di 1 anno e mezzo. Quindi cambio in Serie A fuori Davide Nicola, che insomma è notizia. D'altronde veniva anche Davide da 4 Nicola. sconfitte. Esatto. Arrivava comunque da 4 sconfitte consecutive, 2 punti nel girone di ritorno, però andando un po' a vedere i dati, il Cagliari negli ultimi 5 partite ha fatto 2 punti, ha fatto peggio solo la Cremonese con 1 punto. Tra l'altro oggi inizierà il mini ritiro per la preparazione della sfida del Cagliari contro il Napoli. Insomma, ed è una notizia anche questa. Assolutamente, mini ritiro, perché comunque è stato anticipato di un giorno. È una notizia voluta dai giocatori, questo trapela, e quindi può essere anche un modo per concentrarsi ancora meglio, e per me non è una brutta notizia, anzi tutt'altro, per concentrarsi al meglio per la sfida contro il Napoli, che è una sfida dove sarà molto difficile. Il Napoli ha recuperato McTominay, ha recuperato De Bruyne, tra l'altro uno dei due dovrebbe partire titolare. Napoli che ha un -1 dal Milan, ma il Cagliari che ha +6 dal quart'ultimo posto attualmente, dal terzultimo posto attualmente dove c'è la Cremonese. Quindi una vittoria che sarebbe oro, ma anche un punto sarebbe argento. Che dici, Fra?
Per smuovere questa classifica in qualche maniera. Serve sicuramente far vedere di essere vivi, perché domenica sicuramente non c'è stata questa risposta, ecco. Poi ti dico, è chiaro che io mi aspetto punti, perché l'ho detto già da lunedì mattina, cioè quando tu vai e dici noi possiamo fare punti contro chiunque, insomma, è arrivata il momento di dimostrarlo, ok? Poi ci sono ovviamente vari step. È chiaro che tutti noi, tifosi compresi, vorrebbero assolutamente la vittoria, 3 punti, magari una grande prestazione e tutto. Poi anche un pareggio sarebbe una risposta importante. Se proprio devi perdere, perché se proprio devi perdere, ecco, se devi perdere perdi non con dignità e onore, di più. Cioè, perdi dimostrando che hai dato tutto. Che sei vivo e che hai capito la lezione di Pisa. Perché comunque purtroppo contro il Napoli ci può anche stare che tu perdi. Assolutamente. Ciao Pietro, ben trovato. Grande Pedro. Ci può stare per regolamento che perde anche col Pisa, ovviamente, per regolamento del gioco del calcio. Però, dico, cioè, non ci può stare a livello di prestazione dopo quello che è successo domenica, ripeto, una roba veramente impensabile. Poi dico, è chiaro che Napoli e il Napoli sono, anche Conte aggiungo, sono avversari molto, molto complicati. Però io ricordo che all'andata il Napoli vinse solamente all'ultimo respiro, sì. Con il Cagliari, che ebbe anche qualche occasione per fare male alla squadra di Conte. È vero che era un altro Napoli ed era anche un altro Cagliari, però serve certamente una risposta fondamentale, ecco, del gruppo. Perfetto, abbiamo il nostro primo ospite, lo facciamo entrare. Facciamolo entrare. Eccoci qua, ciao Andre, ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao Luca, ciao Francesco. Ti sentiamo Buongiorno, benissimo, Andre. quindi collegamento perfetto. Come stai? Bene, grazie, dai, tutto sommato bene. Tutto sommato bene. Insomma, un commento subito sulla sfida di Pisa e cosa ti aspetti, anche io, perché oggi il Cagliari iniziava questo mini ritiro in vista della sfida di venerdì contro il Napoli. Insomma, cosa ti aspetti dopo questa debacle a Pisa? Questo disastro a Pisa, meglio. Come minimo mi aspetto una reazione, una pronta reazione, uno scatto d'orgoglio, anche perché si gioca in casa, quindi davanti ai propri tifosi, tifosi che, come sappiamo, sentono in maniera particolare la partita con il Napoli, quindi sono sicuro che sarà una partita completamente diversa da quella vista dalla sciagurata prestazione di domenica a Pisa. Poi è vero anche che tu dirai giochi in casa contro il Napoli, hai tutti gli stimoli, e invece a Pisa sei andato lì come si può dire, a camminare, no? Perché il Cagliari ha camminato più che corso, probabilmente non aveva stimoli, giocava contro l'ultima in classifica. E infatti poi abbiamo visto com'è andata, no? Perché sono proprio le partite in cui tu hai tutto da perdere, cioè giochi contro una squadra che aveva la metà dei punti fatti dal Cagliari, non vinceva, correggetemi se sbaglio, unica vittoria, avevano fatto una vittoria contro la Cremonese a novembre, in tutto il campionato, e come spesso ripete qualche tifoso, no? Scherzando dice il Cagliari resuscita anche i morti, e quindi è riuscita a resuscitare anche un Pisa ormai derelitto, perché anche se ha vinto domenica con 18 punti, è inutile stare qui a fare calcoli, Verona e Pisa sono in Serie B, c'è poco da dire,
hanno fatto 18 punti sino adesso, è impossibile che ne facciano altrettanti, perché per arrivare almeno a 36 punti per salvarsi, quindi Pisa e Verona sono in Serie B e c'è solo un terzo posto da vedere, quindi sulla prestazione siamo rimasti tutti allibiti, tutti esterrefatti, ma hanno giocato tutti male, anche per dire Palestra, che è il giocatore più forte del Cagliari, più in forma, non si è visto, ma il centrocampo, sentivo che qualcuno dei giocatori in campo, essendo musulmano, ha fatto il Ramadan, ma voglio dire, in tutta Europa, basta vedere la Premier League, la Champions in questi giorni, cioè è pieno di giocatori di religione musulmana che hanno fatto il Ramadan, quindi loro corrono e i nostri no, però Kiliksoia dopo si vedeva che non erano in grandissima forma. Detto tutto questo, veramente è stata una prestazione sconcertante, difficile anche da analizzare. Mi è sembrato che anche Pisacane, che solitamente è uno che spiega bene le partite, non sia riuscito domenica a dare la giusta motivazione. Ho seguito, anche se non ero presente, la conferenza stampa, ho sentito la domanda di Francesco, che ha cercato un po' di incalzarlo, no? Parlando, se non sbaglio, di partita oscena, non mi ricordo che termine. Prestazione oscena. Partita orribile, prestazione oscena. Per essere precisi. No, siccome qualcuno ha detto no, mettiamo, citiamo il virgolettato esatto. No, esatto, giustamente un tuo giudizio sulla prestazione. Cioè, poi ho visto anche le pagelle il giorno dopo, ho visto molti 5, molti 4,5. Bisogna avere anche il coraggio di dare anche qualche 3 ogni tanto. Cioè, se i voti sono da 1 a 10, non diamo mai 10 noi giornalisti sportivi. Però ogni tanto un 3, un 4 bisognerebbe darlo, no? Se perdi con l'ultima in classifica, in 10 addirittura. La media delle mie pagelle era 4,12. Se facciamo il calcolo di domenica. Ho visto anche alcune pagelle 5, 6, ho visto anche dei 6, ma io avrei dato 6 a Pavoletti giusto per il gol, perché comunque per lui un gol che entrerà nella storia, no? Perché l'avrete detto sicuramente, è riuscito a segnare, non aveva mai giocato a Pisa dal Livornese, e quindi alla prima occasione, ormai a fine carriera, fa anche il primo gol dell'anno stagionale, esatto, che sperava tanto di fare, perché ha annunciato che smetterà a fine carriera, quindi una giornata storica per Pavoletti. Gli avrei messo anche 7, per dire, perché così, per dare un segnale. Tutti gli altri 3, 4. Sì. A questo punto ti chiedo, prima di lasciare la parola a Fra, cosa ti aspetti adesso per la sfida col Napoli? Perché Cagliari ha dimostrato, ha battuto la Roma, ha battuto la Juve, è andato a vincere a Firenze, ha perso però gli ultimi 2 scontri diretti in casa con il Lecce e questa di Pisa. Quindi che Cagliari sarà venerdì? Che Cagliari ti aspetti, Andre? Ripeto, sarà un Cagliari completamente diverso da quello visto a Pisa. È vero che il Cagliari nelle ultime 6 partite ha fatto 2 punti, se non sbaglio, giusto? Sì, esatto. Ha fatto 2 punti, quindi è in caduta libera, però è altrettanto vero che, se guardiamo la classifica, ha sempre 6 punti di vantaggio sulla terzultima, e poi il Cagliari, noi diciamo sempre sì, il Cagliari lotta per la salvezza, però bisogna anche ricordare che quest'anno il Cagliari non è mai stato in zona retrocessione, e anche oggi è a +6 dalla terzultima. Certo, dovrebbe succedere una catastrofe, perdere tutte le partite da qui alla fine del campionato, e allora 30 punti non serviranno, ma voglio dire, anche quest'anno 35-36 saranno sufficienti per salvarsi, e sono alla portata del Cagliari. Quindi, ripeto, con la spinta del pubblico, con la voglia di riscatto, sicuramente mi aspetto una bella partita, poi da parte del Cagliari. Poi il Napoli è chiaramente superiore, l'abbiamo visto anche nell'ultima partita in casa col Como. Il Cagliari non ha demeritato, però ha perso perché il Como è più forte, e alla fine ha vinto il più forte. Quindi ho paura di rivedere lo stesso film visto in casa col Como. Cagliari gioca bene e darà tutto, però il Napoli è più forte, quindi mi auguro almeno un pareggio. Fra? No, certamente, Andrea, il discorso che facevi era sacrosanto, nel senso che più volte io stesso ho ricordato il discorso che il Cagliari non sia mai stato nella
nella zona di retrocessione, però quello che infastidisce, ecco, in questo momento è il fatto che tu avevi dato dei segnali diversi fino a questo momento della stagione, e quello che disarma della prestazione di Pisa, oltre ovviamente al risultato, oltre alla pessima prestazione, oltre al fatto che hai perso contro l'ultima in classifica, ha vinto solamente una volta, oltre al fatto che hai perso una partita prestando un'ora praticamente in superiorità numerica, è il fatto che ti stai mettendo da solo nella fossa, dopo che la fossa l'avevi, cioè eri stato ben lontano dalla fossa per tutta questa parte del campionato. E quello che appunto che spiace è che proprio nella fase più calda, quando hai avuto le possibilità di starne ulteriormente alla larga, anzi non solo ulteriormente, proprio a allontanarti definitivamente dalla fossa, ora invece devi soffrire questa tendenza quasi autolesionista insita nel Cagliari, perché avevamo detto che quest'anno sembrava diversa la stagione, invece nel momento più caldo è sempre il solito Cagliari. Sono d'accordissimo con te, poi Luca lo sa perché abbiamo fatto anche tante altre trasmissioni insieme e io ripetevo sempre anche negli anni passati che il Cagliari non dovrebbe accontentarsi di una salvezza, dovrebbe lottare per arrivare al primo posto della parte destra della classifica, cioè lottare con le ultime 10, le prime 10 chiaramente non sono alla portata del Cagliari, ma cercare di arrivare il più possibile alla zona nobile della classifica, diciamo 11° posto, 12° posto. Sono d'accordissimo con te, anche perché io all'inizio stagione sono sempre ottimista. Avevo sposato in pieno la scelta di Pisacane allenatore, c'erano molti scettici, ci sono ancora oggi molti critici dell'allenatore partenopeo. Io ero tra quelli ottimisti, ero convinto che Pisacane, puntando anche sui giovani, avrebbe fatto un bel campionato, e come hai detto tu, Francesco, i segnali erano ben diversi. Certo, io sono assolutamente critico per il fatto che il Cagliari si sta accontentando di una salvezza che è lì, che è alla portata di mano, perché ci sono sempre, lo dice la storia della Serie A, basta vedere le classifiche degli ultimi anni, c'è sempre una squadra che molla. Quest'anno sono 2 addirittura, anche se non hanno mollato perché hanno vinto di recente, ma hanno pochi punti. La lotta per la salvezza è sempre abbastanza, diciamo, circoscritta a poche squadre, no? E quest'anno addirittura abbiamo visto la Fiorentina invischiata, il Torino che è partito male, lo stesso Genoa, squadre con potenzialità superiori al Cagliari, sia Fiorentina, sia Genoa, sia Torino. Il Cagliari adesso avrebbe potuto avere tranquillamente 40 punti, cioè non credo di dire una cosa folle. Mettendo i 3 punti domenica a Pisa dovevi andare a vincere, con Lecce hai perso in casa, cioè il Cagliari in questo momento avrebbe dovuto avere 40 punti, certo, fare un campionato tranquillo, così, voglio dire, imitando un po' l'Udinese, squadre così di metà classifica, cioè secondo me il Cagliari ha le potenzialità. Poi è vero anche qui Pisacane mi avrebbe interrotto e mi avrebbe detto, mi avrebbe ricordato tutti gli infortuni che ha avuto il Cagliari. Allora, se vediamo la rosa del Cagliari, io l'ho detto all'inizio, da Caprile, che è uno dei migliori portieri, a Belotti, il centravanti, dall'1 all'11, il Cagliari aveva una buona squadra all'inizio campionato. Poi ha avuto un sacco di infortuni, quindi è chiaro che se poi a gennaio vendi Luperto, vendi Luvumba, anche se Luvumba a me non è mai piaciuto, ma con Felici infortunato non hai alternative. L'unica alternativa in attacco sono 2, sono Pavoletti, che l'abbiamo visto, ha fatto un gran gol, ma ormai a fine carriera, sappiamo tutti le sue condizioni, 2 ginocchia, 2 crociati, operazioni, ha 38 anni, e l'altro è 3P, un ragazzo giovane di buone speranze, ma voglio dire, il Cagliari non ha molte alternative. A centrocampo, con tutti gli infortuni, sta giocando titolare Sulemana, che quando è arrivato a gennaio io mi ero espresso su questi stessi canali dicendo che non è certo un titolare da Serie A, e l'abbiamo visto anche a Pisa. Quindi le potenzialità del Cagliari per essere oggi a 40 punti, come io pensavo, sono state limitate, molto limitate dalle numerose assenze, questo è vero.
Sì, poi quello Prima che di andare preoccupa... avanti, ti blocco un Sì, attimo. Frank, ringraziamo Tore. tanto a Tore, ovviamente 10 ore di viaggio per andare a Pisa per vedere la squadra approcciare la gara come una amichevole estiva. Che umiliazione, dopo una partita del genere dovevano imporre come minimo un ritiro punitivo. Ricordiamo che lui abita a Monaco, si è fatto 10 ore di macchina solo per andare a vedere il Cagliari a Pisa. E ci sta che chiaramente ci perché sia poi è questa difficile situazione. spiegare Vito, al tifoso che giustamente fa sacrifici, spende tanti soldi, è difficile spiegare perché il Cagliari, non so, lo vedi giocare bene col Como e una settimana dopo passeggiare in campo e a Pisa e crollare con l'ultima classifica. È difficilissimo spiegarlo. Poi magari venerdì faranno la partita della vita col Napoli, no? E magari il Cagliari vince, pareggia, staremo qui a parlare di grande impresa. Però è veramente difficile spiegare al tifoso che fa tanti sacrifici perché 11 ragazzi, 11 giocatori, 11 sportivi scendano in campo con nessuna voglia di giocare a calcio e perdono contro l'ultima in classifica in 10. Questa è stata veramente una delle peggiori partite non del campionato, proprio degli ultimi 5, 6, 10 campionati. No, quello che preoccupa ovviamente i tifosi, ma ovviamente preoccupa anche noi che analizziamo poi quotidianamente la situazione, è data dal fatto che a lungo noi abbiamo detto, secondo me anche abbastanza indiscutibilmente, cioè non era una questione soggettiva nostra, una percezione nostra, ma effettivamente così era, che il Cagliari, ok, aveva perso anche partite in maniera banale, con errori, regare l'avversario e tutto, però era sempre rimasto attaccato alla partita. Cioè una delle grandi doti del Cagliari dei primi 2/3 di stagione era quella, cioè nel momento anche più difficile, che fossero sotto contro una squadra forte, che fossero sotto con una squadra scarsa o debole, comunque il Cagliari teneva in piedi la partita, ok? Pisa ha dimostrato il contrario, Lecce ha dimostrato il contrario, e non è possibile che il Cagliari però possa giocare e tenere la testa attaccata alla gara soltanto contro le big, cioè come ha fatto con la Lazio, come ha fatto con il Como nell'ultima giornata, nell'ultimo turno casalingo, anche se poi ha perso, e ripeto, con quella perla di D'Acugna, perché secondo me senza il colpo del campione quella partita finiva serenamente in pareggio. Ecco, quello che non va bene, secondo me, è che proprio nel momento più caldo della stagione tu stacchi la spina, senza senso. Cioè, delle partite da vincere, o sì, il Cagliari ha vinto soltanto quella contro il Verona. Contro il Verona, nel girone di ritorno. Nel girone d'andata ha vinto anche contro il Lecce, ma era un altro Cagliari, lo abbiamo sempre detto, no? C'era Belotti, quindi già il fatto che ci fosse Belotti dimostrava quanto fosse un altro Cagliari, e invece nel girone di ritorno, appunto, quelle 3 vittorie di fila probabilmente hanno fatto staccare la spina inconsapevolmente a tanti. Anche se hai 30 punti non ne hai 35 o 40, quindi io mi ricordo campionati anni fa, no? Quando c'era il presidente Cellino, il Cagliari faceva dei campionati anonimi nella parte finale della stagione, perché ormai non so se vi ricordate, aveva raggiunto la salvezza, sì. Era lì, non poteva andare in Europa, la salvezza non era raggiunta, faceva delle prestazioni abbastanza in colore, mi ricordo anche sconfitte in casa, però il Cagliari era già salvo, con magari anche giocatori stanchi dopo una stagione, quindi non aveva più nulla da chiedere. Adesso a 30 punti devi stare attento, perché se perdi con Napoli e gli altri fanno il risultato, ti risucchiano, e allora lì inizi quello che non ti aspettavi, no? Abbiamo detto il Cagliari sino ad oggi non è mai stato nella zona calda, magari potrebbe entrarci improvvisamente nelle ultime giornate, e uno si domanda: ma chi te l'ha fatto fare? Ma perché veramente perdere in casa con Lecce, giocare in questo modo a Pisa? È veramente molto strano, sì. Sì. Ma soprattutto aggiungo un'altra cosa, poi ripasso la palla a Luca. Il Cagliari ho scritto lunedì. Tu devi andare, è vero, Andre? Ciao Andre. 10:28. Ciao, grazie mille. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao Andre, Andre, alla prossima, grazie. Ciao. Ciao.
Eccoci qua. Grazie ad Andrea. Prima abbiamo qualche minuto ancora prima che si colleghi Diablo. Ok. No, quello che secondo me è un altro aspetto da non sottovalutare. Io ho scritto lunedì e l'ho detto anche nei giorni scorsi, il Cagliari è padrone del proprio destino. È ancora padrone del proprio destino perché con 9 partite da giocare, 6 punti di vantaggio sulla terzultima è assolutamente padrone del proprio destino. E lo scontro diretto in casa. In casa. Però si è messo nella scomodissima posizione di essere in qualche modo vulnerabile e di dover dipendere a seconda di alcuni incastri dagli avversari, dalle altre squadre, che è qualcosa che è sempre successo negli ultimi anni, se vi ricordate, cioè, sia con Ranieri che con Nicola. Ok? Però quest'anno sembrava che non fosse così. Infatti, ripeto, il dispiacere principale è quello che il Cagliari aveva tracciato un percorso, ok? Aveva tracciato un percorso che stava riuscendo a seguire pur con qualche inciampo, qualche che ci può stare, vittoria. Che ci può stare. Esatto, qualche vittoria magari insomma un po' in attesa. Parlo sempre per esempio della vittoria contro la Juve. Però comunque in ogni caso avevi dato l'impressione di essere indipendente, ecco. Cioè tu fai il tuo campionato, degli altri chi se ne frega, ok? Esatto, e invece, ripeto, sei vittima. Adesso io dovrei andare a vedermi un po', dovrei andarmi a rivedere tutto il calendario del Cagliari, tutte partite per partite, insomma, vedere un po'. Quelle già fatte? O quelle che mancano? Sì, quelle già fatte. No, quelle già fatte. Okay, analizzando come sono arrivati i gol e soprattutto quanti gol tu hai fatto su erroracci dell'avversario, su regali dell'avversario, e quanti gol invece tu hai regalato all'avversario. Secondo me un divario in questa... quel delta altissimo. Okay. Ti ricordi che tutto il primo periodo ogni volta dovevamo andare a commentare ennesimo errore del Cagliari, l'abbiamo fatto per diverse giornate. Poi c'è stato un momento in cui venivano meno gli errori, sono state quelle 3 vittorie contro la Fiorentina, contro la Juve e contro il Verona. E poi dalla sfida dopo Verona, al di là del discorso infortuni, lì è calato qualcosa. È innegabile che la vittoria 4-0 col Verona, terza vittoria consecutiva, abbia comunque, posso dire, ha scaricato un po' di tensione probabilmente. La partita di Lecce li ha spiazzati completamente, e quella di Pisa è un'altra funzione ancora, perché tu comunque una partita caricata, non da noi, stampa, ma dallo stesso allenatore in conferenza stampa, parlando di match point, quindi tu stai dando un'etichetta a questa partita. L'etichetta, dove è finita questa etichetta? Non si è vista in campo, ma in nessun modo. Al di là della traversa di Obert, sì, magari sarebbe cambiata la partita, però magari non ci sarebbe stata l'espulsione di Durosilmi. Cioè il gioco del se e del ma non ha senso. Tu dovevi fare una certa partita, il tuo allenatore ti ha detto questo, la risposta della squadra è stata quest'altra. Quindi c'è sicuramente un calo assurdo, quasi paura. Ma abbiamo il nostro ospite. Eccolo! Fai tu, io non tocco niente. Allora, bravo, a te la mi raccomando. Fatti i tuoi, diceva quello, quindi fatti lì. senza fare danni. Buongiorno, oggi con Alessandro. 24 ore di ritardo, sono arrivato. Solo Esatto. 24 ore di ritardo. E poi con questi occhiali, io mi aspettavo l'occhiale alla Macron, invece ti sei... L'occhio sta tornando, diciamo, sta tornando piano piano normale, quindi non ho più quel problema. Ecco. Diciamolo ai nostri carissimi esatto. Mi è esploso, a un certo punto mi è esploso un occhio, ce l'avevo intriso il sacco. Tipo Terminator, quindi, no? È giusto. E poi si è autorigenerato praticamente. Delle visitine, perché può essere un picco di
di pressione all'occhio, oppure può essere che mi è entrato qualcosa nell'occhio. Fra le tante, è una cosa che mi accade 5 volte al giorno mentre lavoro in campagna. Quindi, appunto, ovviamente. Come dire, diciamo che insomma le tue condizioni di vita. Ci tengo a dirlo perché nessuno pensi di poter fare come vuole. Utilizzo sempre i dispositivi di sicurezza, quindi occhiali trasparenti, antinfortunistica, guanti. Lavoro sempre molto, diciamo, bardato, come si suol dire. Perché è un attimo, qui fai un attimo una cosina senza i guanti e ti tagli le mani. E sei fritto. Esatto. Dovresti usare la maschera quella che vendono da Decathlon, quella quella che avevano usato per il Covid, ti ricordi? Le avevano adattate. Esatto, una maschera così, quella col bocca agli occhi, così sei tranquillo, tanto dovrebbe avere anche un vetrino abbastanza resistente. Bellissimo, soprattutto quando fai i lavori a luglio, è molto bello. Però dimagrisci in faccia. Dimagrisci in faccia. Ale, allora, insomma, anche con te, io ieri ti ha sostituito degnamente Sandro Cappai, quindi l'ho chiamato e ho detto: Sandro, abbiamo bisogno di sorridere oggi, e quindi ti chiedo di venire, e anche a te, Diablo, chiediamo lo stesso, nel senso ci che tengo a dire, per spezzare una pasta al forno in favore di Sandro, che qui non ci sono titolari e panchinari, siamo tutti titolari, perché non vorrei che sembrasse che lui abbiamo pensato a fargli Sandroid anche, però poi sembrava una roba un po' cyborg, un po' Blade Runner. Allora abbiamo detto lascia perdi, allora è vero, anche perché Andros è la stessa radice che c'è sia in Alessandro che in Sandro che in Android, che vuol dire uomo, per dirlo così. Ma giusto per ricordiamo che abbiamo fatto il classico. Che abbiamo fatto il nautico. Io non lo so. Hai fatto il nautico, grande. Io ho fatto il classico invece. I due grandi residui del nautico siamo io e Gio Perrino, ve lo dico. Grande. Salutiamo Nicola e salutiamo anche chi è lei? Artemisia, grande Artemisia. Mimi. Va bene. Puoi lasciarla lì. È un gatto calico, come potete vedere, però è un gatto sono tutte femmine. E sono tutte femmine. In questi momenti Quark sono i migliori, secondo me. Ci puoi contare. Esatto. Allora, Ale, torniamo indietro di qualche giorno. Cosa questo sfacelo pisano. Mi volevate riferire quello che ha detto il buon Sandro? No. Semplicemente sorridere. Vogliamo sorridere, vogliamo vedere un po' ottimismo. Forse una partita di questo tenore forse era fisiologica e doveva arrivare a un certo punto, nel senso è vero che è stata la partita più brutta della stagione, non sono d'accordo con il vostro collega Frigo, che comunque ha fatto un'analisi perfetta, ma sul fatto che sia la partita più brutta delle ultime 5-10 stagioni, perché abbiamo visto imbarcate situazioni davvero clamorose. Io la paragono a Lecce dell'anno scorso. Un po' il proprio mi ha ricordato per certi versi la stessa partita, cioè il Cagliari che prende un gol da Polli e va in superiorità numerica e poi non riesce mai a trovare il pareggio. Stavolta è andata peggio perché comunque te ne hanno fatto 3 invece che una, quindi c'è una certa diciamo anomalia in questa partita, appunto, che è quella di una squadra che non è mai apparsa, non dico in partita, ma in condizioni di lucidità. Cioè, guarda, hanno citato 2 grandi professori del nautico, intanto qui sotto, Trapanese e la 2 grandi insegnanti proprio vecchi a scuola. No, il discorso è preoccupante perché questo è un periodo, è un momento della stagione molto delicato, perché noi sappiamo molto bene cosa succede in fondo alla classifica, ovvero chi è dietro si dà una svegliata, chi è un po' davanti e voglio tornare a citare lo stesso Pisacane, solo la sensazione ma non la matematica certezza della salvezza,
rischia di sedersi e di fare un fine campionato magari un po' troppo, come dire, con l'acqua alla gola, che è quello che potrebbe accadere. Che è quello che potrebbe accadere, anche perché noi dobbiamo ancora incontrare squadre importanti in questo girone di ritorno, squadre Atalanta, che lottano Inter, per obiettivi Milan. molto più diciamo nobili dei nostri, e per certi versi qualcuno dietro di noi è un po' avvantaggiato, vero Mimì? Sapete perché viene qui? Perché sa che non sto bene e lei giustamente viene ad assorbire le energie negative. Io adesso faccio un po' il fricchettone e credo che i gatti abbiano questo potere curativo. È vero. Quindi il problema si pone da adesso in poi, cioè il quesito reale si pone da adesso in poi. Sarà il Cagliari, sarà Pisacane, questo Cagliari decimato, questo allenatore con poca esperienza nella categoria, in grado di passare, non dico indenne, ma con meno ferite possibili attraverso questa tempesta che stiamo per attraversare a partire già da venerdì. Questo diciamo, è davvero un momento della verità. Quello che mi chiedo è, come lo sappiamo noi, che dopo tre vittorie consecutive di una squadra come il Cagliari, belle prestazioni, eccetera, eccetera, possono essere anche il preludio di un momento invece molto più difficile, lo sapranno anche loro. Cioè, si saprà, sono persone di esperienza. È vero che Pisacane non è un allenatore che ha allenato in Serie A, ma è un giocatore che ha giocato in Serie A, ha giocato per la salvezza, sa cosa significa lottare per questo tipo di obiettivi, sappiamo che è molto diverso, e se possiamo giustificare per certi versi dei ragazzi che la Serie A non l'hanno mai vista, che magari si sono anche, non voglio dire montati la testa, ma che si sono comunque un minimo hanno acquisito diciamo una consapevolezza un po' prematura, ecco, delle loro potenzialità. Ok, sì, lo sappiamo, sei forte, sei bravo, probabilmente ragazzi di 20 anni del tuo livello in questo campionato non ce ne sono tantissimi, però poi devi anche capire che stai lottando per salvare un club, che è un tipo di responsabilità che devi imparare ad assumerti. E io forse a volte ho paura che questo sia il vero problema, cioè ancora l'incapacità di assumersi determinate responsabilità e di vivere determinati pesi. Ora, quello che mi preoccupa è questo. Dall'altra parte ho sentito qualcuno gridare al ritiro punitivo, eccetera, eccetera. Voglio dire questa cosa. Questi ragazzi, questa generazione, non è così che la stimoli. Non è con il meccanismo della punizione, ma è con il meccanismo del coinvolgimento. Pisacane questo lo sa benissimo. Pisacane non credo che sia un tipo di allenatore che punisce i suoi giocatori con un ritiro punitivo. Al limite può inventarsi un ritiro non punitivo, ma un ritiro che davvero porti la squadra a recuperare una forma di concentrazione che diventa necessaria a questo punto del campionato per ripartire in questo segmento, anche perché poi dopo c'è la pausa e di questa pausa noi dobbiamo approfittarne come se fosse una bombola d'ossigeno. È fondamentale per recuperare qualche infortunato. Per esempio, per me il recupero di Gaetano è comunque un segnale positivo. Anche lui, come tutti gli altri, non ci ha capito molto, però è comunque un ritorno positivo. Forse abbiamo imparato anche che Mina al 50% non vale come Mina al 100%, e forse è meglio schierare una squadra che abbia quel minimo di solidità in più dietro da quel punto di vista, qualche giocatore che magari dà un po' più di solidità. Io non voglio entrare in questioni di spogliatoio che non conosciamo, quindi non sappiamo davvero come sta Rodriguez, non sappiamo davvero come stanno tutti lì dietro. Se è stato messo Mina c'è un motivo. Tra l'altro Mina è quello che ci ha portato in 10, siamo noi poi che non siamo stati in grado, dopo aver giocato praticamente un tempo in 10, di recuperare uno svantaggio
recuperabilissimo. Io devo essere sincero, ero convinto che la partita, anche sotto di 1-0 fino alla fine del primo tempo, ero convinto che la partita noi l'avremmo vinta. Ero convinto. Perché non era possibile. Non eri l'unico. Sì. Perché questo Pisa noi l'abbiamo visto, voglio dire, sì, ha dato tutto, chiaramente ha vinto la squadra esattamente come è successo altre volte col Cagliari dall'altra parte, ha vinto la squadra che ci ha creduto di più e che che aveva più bisogno di quei punti. Ecco, qui una necessità di capire il bisogno dei punti. Noi abbiamo bisogno dei punti e la squadra lo deve acquisire questa necessità. Sembrava quasi, dopo le partite, dopo il filotto di partite belle, dopo il 4-0 o 4-1, non mi ricordo, il 4-0 contro il Verona, probabilmente si è pensato che non ci fosse più bisogno di punti. Ora, qui però c'è un altro discorso da fare. Anche i tifosi forse hanno pensato, si sono sentiti autorizzati a fare diciamo, a trarre conclusioni rispetto a questa cosa qui. Quando io sento, a me dispiace che qualcuno ha fatto 10 ore di macchina per andare a Pisa, per vedere la squadra giocare così, ma ragazzi, questo è il calcio e questo è il tifo. Noi dal Cagliari, se il Cagliari dovesse giocare proporzionalmente sempre al sacrificio che fanno i tifosi per seguirla, vinceremo lo scudetto tutti gli anni. Certo, a mani basse. Anche la Champions. E probabilmente anche il mondiale per club. Esatto. Però questa cosa non solo non è possibile ai tifosi delle squadre, se no trasferitevi a Sassari e ti fate Juve, nel senso, il discorso è sempre se volete se amate la squadra, sappiate che succede anche questo, si fanno i sacrifici e la squadra perde e la squadra gioca male. Se volete tifare una squadra che vince sempre, ragazzi, quello è fantacalcio. Non più quello è fantacalcio. Ma neanche solo una squadra che vince sempre, ma tifare una squadra che dà sempre il 100% non esiste. Certo. C'è una frase bellissima che io trovo che ogni persona dovrebbe fare sua per avere una vita di coppia sana, perché il rapporto con il Cagliari è come la vita di coppia, uguale. Io ti posso amare per tutta la vita, ma non tutti i giorni. Bellissima questa. Molto bella e profonda anche, soprattutto. Ricca di significato. No, secondo me però il discorso che non è andato giù ai tifosi in primis, ma ripeto, io ho parlato non a caso di prestazione oscena in sala stampa, prendendomi anche il rimprovero di qualcuno, però perché effettivamente quello che ha lasciato disarmati è stata la totale assenza di, non so neanche se chiamarla attenzione, mi sembra proprio come una mancanza di amor proprio della squadra in una partita da vincere, ma da vincere non per altro, per vivere meglio poi il cammino, la parte successiva di cammino. Cioè io non trovo nessuna motivazione per una sconfitta del genere, perché ok la disperazione del Pisa, tutto quello che volete, lo stadio, ma vi posso dire, non è stato uno stadio così travolgente, anzi, cioè ne abbiamo visto di stadi fare gol. Io faccio sempre l'esempio della stagione scorsa di Marassi, del Ferraris, Genoa-Cagliari, il Cagliari va in vantaggio 1-0, il Genoa la rimonta, sì, ok, grazie ai cambi di Vieira e via dicendo, ma la rimonta grazie allo stadio, perché lo stadio a un certo punto di unirsi e di portare sulla squadra, e se non arriva quel rigore benedetto nel finale, poi trasformato da Piccoli, esatto, il Cagliari perde una partita che, insomma, ripeto, che avrebbe vinto la gente. E siccome anche a Cagliari lo stadio trascina, quindi sappiamo, ecco, quindi anche il discorso del giocare la partita del cuore davanti ai propri tifosi
domenica aveva un peso secondo me relativo. Poi ripeto, il mio parere, io ero lì, quindi però veramente non trovo nessun appiglio per giustificare una prestazione così scialba, così deludente, ma soprattutto poi io ieri mi sono andato a rivedere per farmi del male, sono visto la prima mezz'ora della partita ieri notte, cioè io non capisco l'inizio di partita del Cagliari, un inizio timoroso, ma non timoroso come approccio, nel senso, per me ci poteva anche stare, metterti lì, fare la il gioco, partita voi vi dovete salvare, certo, che è sempre stato uno dei punti di forza del Cagliari di Pisa, cioè ti aspetto, vieni e poi ti faccio male in ripartenza, ok? Sì. E invece io non ho visto quell'atteggiamento comunque appunto di carica mentale necessaria per fare questo tipo di partita. Io ho visto frenesia, ho visto ripeto, poca concentrazione, poca attenzione, distrazioni, totale mancanza di lucidità nelle scelte ed ripeto, guardatevi l'azione che porta al rigore. E sei all'8° minuto, non sei all'88° minuto, sei all'8° minuto. E hai fatto una gestione di un'azione che è criminale. Sì, avevi recuperato è da penale, veramente. È da penale. Sì, perché quello che succede a destra è incredibile. Quello che succede al limite dell'area è ancora più incredibile. Ecco, però io dico, io mi aspetto una gestione così poco lucida dal Pisa, con tutto il bene per gli amici pisani, sia chiaro. Cioè, me l'aspetto da loro, non da una squadra che va lì ed è in una condizione teoricamente ottimale, perché tu arrivavi, appunto, l'ha detto Pisacane, arrivavi da un'ottima prestazione contro il Como, e soprattutto è vero che dovevi vincere, ma potevi tranquillamente gestirla come hai fatto con il Verona, in cui hai vinto 4-0. Perché? Perché hai messo il muro, cioè sfruttando anche gli errori degli avversari, i limiti tecnici e tattici dell'avversario, e poi hai saputo colpire in contropiede. Cioè c'erano tutte le caratteristiche per fare una partita del genere, e invece non si è visto niente. Ecco, credo che sia questo alla fine che preoccupa un po' tutti, perché questa tendenza a floppare le partite, no? Le partite allora, c'era una forte differenza fra il Cagliari e il Pisa. Intanto le aspettative. Il Pisa non aveva niente da perdere, noi sappiamo che quando sei in quelle condizioni non hai niente da perdere, a un certo punto ti arriva, sei animato da una lucidità e da un'energia che prima non avevi, proprio perché avevi paura di scendere in Serie B. Adesso il Pisa sa benissimo che nessuno si aspetta più niente da loro, e quindi con ogni probabilità ha saputo utilizzare questa partita per rinvigorire anche, non dico le speranze, ma comunque l'ambiente. Mentre, ha detto bene Luca prima, la parola match point forse non si addice a questo gruppo, proprio per questioni di maturità. Ci sono moltissimi, per esempio, a proposito, utilizzando, cioè andando proprio nello sport che utilizza questo termine, che è nel tennis, ci sono moltissimi tennisti molto forti, dal grandissimo potenziale, che non riescono a scalare il ranking perché hanno un grosso problema con i match point. Fanno tantissimi punti, arrivano lì per vincere, e quando si ritrovano ad avere 1-2 match point gli viene il braccino. Il braccino è una cosa che il Cagliari ha dimostrato già di avere quest'anno. E quindi, diciamo, andando a unire un po' di puntini di quello che abbiamo visto fino adesso, il Cagliari non è la squadra più strutturata, non è una squadra strutturata per questo tipo di partite, che possiamo definire per le finali. Non sono le squadre che arrivano, prendono, fanno, e poi quando arriva lo scontro diretto, arriva l'eliminazione, arriva la possibilità, gli viene il braccino e perdono le finali.
Il Cagliari mi sembra una squadra di questo tipo, cioè se noi andiamo a costruire intorno alla narrazione della partita l'idea di una finale, di un match point, di una linea di non ritorno, eccetera, eccetera, di vai che se lo fai ti salvi, è facile che cadi quando hai una squadra così, evidentemente. Tra l'altro, molto interessante, in chiave futura tutto questo, perché è probabile che si stia, anzi non è probabile, è auspicabile che si prendano queste esperienze per valutare ogni singolo giocatore nelle sue capacità mentali, nelle sue capacità psichiche, cioè nella capacità di reggere un certo tipo di lotta, un certo tipo di pressione alla lunga, nel lunghissimo arco di un campionato. Perciò magari giocatori che a noi sembrano sono tecnicamente molto preparati, che hanno un grande potenziale, che magari sono giovani, eccetera, eccetera, magari emerge un aspetto mentale di incapacità di reggere determinate situazioni, determinate pressioni, e magari a giugno lo dai per andare invece a cercare ragazzi che hanno un profilo psicologico diverso, più solido da quel punto di vista. È un lavoro molto interessante quello degli allenatori, dei direttori sportivi, eccetera. Io credo che tutto quello che noi stiamo vivendo adesso in termini di frustrazione diventerà ottimo materiale analitico, diventeranno ottimi dati per costruire il Cagliari del futuro, perché ricordiamoci, io rimango sempre sulla mia linea, quest'anno noi non stiamo salvando il Cagliari, nel senso, non abbiamo confermato Nicola per salvare il Cagliari, abbiamo chiamato Pisacane per costruire il Cagliari del futuro, che è un Cagliari che nelle prossime stagioni ci deve dare delle risposte rispetto alla bontà di questo progetto. E quindi sì, io rimango molto fiducioso sul progetto perché mi piace, ma sono un uomo di ultra cinquantenne che ne ha viste di cotte e di crude e sa anche che per costruire qualcosa di lungo, solido e duraturo bisogna passare anche attraverso queste forti delusioni. Io non sono spaventato, cioè, più che altro non dico che vedo un film già visto, ma vedo un film tutto sommato dalla sceneggiatura prevedibile. Sì, ma infatti il dispiacere secondo me nasce dal fatto che comunque tu hai dato l'impressione di poterle gestire certe cose, no? Perché allora io un'altra cosa che vorrei dire, ho letto nei giorni scorsi, ma il Cagliari ha vinto 3 partite di fila contro Juve, Fiorentina e Verona e non sa neanche come ha fatto. No. Forse l'unica vittoria a culo, scusate il termine, è quella con la Juve. Ma sì. Firenze hai meritato di vincere e hai saputo reggere l'urto nel momento in cui loro hanno provato a fare di tutto, hanno fatto l'assedio per trovare il pareggio, e quindi quella non è una vittoria casuale. E idem hai fatto contro il Verona. Quindi non è che non sai come hai fatto a vincere, lo sai perfettamente come hai fatto a vincere. Il problema è che non sei riuscito poi a ripetere quel tipo di prestazione, ripeto, al di là dei gol, al di là della vittoria in sé, proprio a livello di prestazione non sei riuscito a ripetere tutto quanto di buono hai fatto in quelle 3 partite da lì in avanti. Lo hai fatto in parte, lo hai fatto contro la Lazio, lo hai fatto contro il Como, lo hai fatto contro il Parma, poi col Parma insomma abbiamo visto come è finita, però anche lì, cioè, quello che un po' infastidisce, ribadisco, è il fatto che poi alla fine, quello che dicevo prima, cioè se tu vai a vedere, se metti sul piatto della bilancia quanti gol fortunosi o regalati dall'avversario ha fatto il Cagliari, ha segnato il Cagliari, e quanti gol fortunosi ha regalato il Cagliari all'avversario, la bilancia sì, solo pende, tocca proprio la base della bilancia, cioè non c'è proprio paragone. Ecco, ok, squadra giovane, ok, che poi ragazzi, squadra giovane, io l'ho anche scritto in un passaggio del mio pezzo di lunedì mattina, non è soltanto l'età, squadra giovane vuol dire anche squadra inesperta, cioè squadra inesperta a livello di Serie A, perché poi magari sono arrivati anche giocatori che hanno una certa età, comunque non sono diciottenni, ecco, perché 27enne definirlo una certa età fa sorridere, però nel senso non sono dei diciottenni,
ma se andiamo a vedere quella che era la loro esperienza in campionato, in Serie A, l'esperienza di giocatori decisivi, ok? Chiaramente era limitata, così come lo era l'anno scorso, l'esperienza di Zortea, di Piccoli e dello stesso Adopo, cioè giocatori che potenzialmente potevano fare il salto di qualità a Cagliari e lo hanno fatto, però se vi ricordate anche Zortea, Piccoli e lo stesso Adopo l'anno scorso, cioè torniamo indietro di un anno, Piccoli quanto era odiato, quanto era detestato dai tifosi del Cagliari. Lo stesso Zortea, quando non segnava sembrava che fosse il più bidone di tutti, semplicemente perché invece stava overperformando rispetto anche probabilmente a quella che era la sua il suo reale valore, perché era messo in condizioni di poter pungere. Quest'anno a Bologna, se non sbaglio, non ha fatto neanche un gol, o forse ne ha fatto uno, neanche uno, ecco. Neanche uno. Forse un assist ha fatto. Poi vabbè che gioca molto più dietro, intendiamoci, però comunque gioca nei 4 dietro, sì. Cioè bisogna anche sempre, secondo me, un minimo contestualizzare anche tutte queste cose. Quindi ci sta che la squadra giovane debba crescere e via dicendo, però siamo alla 30ª. 2 assist. E soprattutto spesso chi ti punisce, cioè chi ti tradisce, non sono i giovani, perché io continuo a pensare e a sostenere che a Pisa non sono stati i giovani ad averti tradito, sono stati i grandi, sono stati quelli che ti dovevano dare l'esperienza, quelli che dovevano darti il cambio di passo, quelli che si dovevano prendere la responsabilità di incidere nei momenti topici della partita. Non è certamente colpa di Treppi, non è colpa di Albarracin che è entrato 10 minuti, non è colpa di tutti gli altri giovani. Se ci fosse stato Rodriguez non sarebbe stata colpa di Rodriguez, ok? Quindi anche un po' per cercare di... Non è colpa di Kilixoi, non è colpa di Palestra, cioè... Perché poi ogni tanto bisogna anche rimettere un po' i puntini sulle i, no? Il giovane, io lo dico e lo ripeto di continuo, deve sbagliare, perché per imparare deve sbagliare. Poi, se fa meno errori possibili, siamo tutti più contenti, ci mancherebbe, ma non è il giovane che ti deve ti deve portare il surplus, ok? Sì. E a Pisa non è un discorso di giovani. Quello in che tutta la stagione, aggiungo. Quello che non ci sta aiutando è anche una rosa che si è accorciata moltissimo e chiaramente laddove invece magari l'allenatore potrebbe aver bisogno di alternative non ne ha, e quindi magari non stai mettendo comunque una squadra al 100%, che siano i grandi o che siano i più piccoli. Sicuramente è un campionato in cui si sta stringendo moltissimo i denti. Io credo che Pisacane non veda l'ora che sia finito questo campionato, perché davvero infortuni uno dietro l'altro, un sacco di partite dove non abbiamo sfruttato tutti i cambi, non abbiamo potuto sfruttare tutti i cambi. È un campionato difficile, cioè il Cagliari sta affrontando, no? Molti si chiedono dove potrebbe essere il Cagliari se avesse fatto il campionato a rosa piena. Questo noi non lo sappiamo, però ci viene da pensare che forse una situazione di classifica o comunque di punti più serena probabilmente la avremmo. Ovviamente parto da Belotti per arrivare fino ai Drissi. Questo è indubbio, cioè noi stiamo giocando con una squadra che forse per il 40%, se siamo per essere diciamo il più possibile equilibrati, è fatta di quelle che sarebbero seconde linee. Se tu poi non può, al gioco del Cagliari, che è un gioco dispendioso, quello di attesa e contropiede è sempre un gioco dispendioso, perché tu stai sempre inseguendo chi ha il possesso palla, e quel tipo di gioco diventa ancora più interessante quando tu, sfruttando i 5 cambi a metà del secondo tempo, hai una freschezza e una rapidità che gli altri non hanno, perché hanno speso tantissimo. Allora forse non abbiamo alternative, forse anche gli allenatori avversari stanno cominciando a conoscere il gioco di Pisacane meglio di come non fosse nel girone di andata, e quindi per esempio Palestra è più contenuto, ma già da diverse partite, quindi in generale le fasce sono più protette. Abbiamo capito che il nostro gioco passava tanto da lì, lo abbiamo capito noi che di calcio, io che di calcio non capisco niente, l'ho capito, l'avranno capito anche
a maggior ragione gli allenatori avversari, e quindi ho notato che da un certo punto in poi si è capito che la fascia di palestra doveva essere più tamponata, l'altra fascia, soprattutto quando c'era Idrissi, quindi pronto a spingere, doveva essere più tamponata, che alcuni giocatori chiave dovevano essere controllati un po' più a vista, e il Cagliari ha smesso di giocare. Quindi forse c'è anche la necessità di trovare, non so se questo è il momento del campionato giusto per farlo, forse non lo so, ma forse c'è anche il caso di trovare diciamo un approccio alla circolazione della palla diverso rispetto a quello di ora, che sta diventando un minimo prevedibile, no? La palla che l'ha detto anche Pavoletti, l'ha detto anche Pavoletti a fine partita io contro il Pisa. Non l'ho ascoltato. No, perché gli ho fatto la domanda io, gli ho fatto proprio la domanda sugli attaccanti, sulla fase offensiva, e lui ha detto: in questo momento dobbiamo avere piano B e piano C, perché comunque piano B e piano C, visto che palestra il piano A, perfetto, trova il piano B, vai a sinistra. Certo. Il Cagliari avrebbe potuto spingere a sinistra, soprattutto con l'uomo in più, e invece non l'ha praticamente mai fatto, cioè ha continuato a intestardirsi per vie centrali. Sappiamo perfettamente che poi alla fine senza Esposito soprattutto non abbiamo giocatori in questo momento per giocare i filtranti, questo voglio dire, cioè non abbiamo proprio quel tipo di giocatore, non abbiamo neanche quel tipo di attaccante. Mettiamo che Albarracin diventa quel trequartista che ti dà la palla in profondità nel punto giusto. Non mi sembra Kilixoi quel tipo di giocatore, per esempio. Cioè, che attacca la profondità, che gioca sempre sul filo del fuorigioco. Non mi sembra che noi abbiamo quel tipo di attaccante in quel momento. Ripeto, non abbiamo Belotti che potrebbe fare tutte le fasi di attacco. Bene, ci dobbiamo attaccare. Belotti, per quanto tornerà ad aprile, e siamo tutti felicissimi, non vedremo un Belotti al 100% da qui alla fine della stagione. Quindi dobbiamo utilizzare le risorse che abbiamo, cioè il mister deve utilizzare le risorse che abbiamo per arrivare alla fine del campionato riuscendo a uscire indenne, un po' anche fregandosene di accontentare i tifosi, nel senso, in questo momento io sono d'accordo con il direttore sportivo che dice, con Angelozzi, che dice che va benissimo se arriviamo quartultimi, ok? Certo è che se arriviamo quartultimi arriva una shitstorm sul Cagliari, sul presidente. No. Aggiungo un'altra cosa, Ale, su questo discorso, perché quello che è poi il cortocircuito di quella dichiarazione, così come lo stesso cortocircuito della dichiarazione fatta da Pisacane dopo Pisa, è che tu, soprattutto quando l'ha detta Angelozzi, quello non era il momento di dirla. No. Perché tu in quel momento, a parte che non eri molto lontano dal quartultimo posto, e poi soprattutto dovevi cercare di guardare un po' oltre, perché avevi tutte le possibilità per farlo. E il fatto che oggi, o meglio, cioè dirla oggi questa frase assume un peso diverso. Certo, perché comunque oggi, dopo il jolly che ti sei bruciato contro il Pisa, necessariamente devi guardarti dalla terzultima posizione. Sì. Necessariamente. Siamo comunque a due vittorie, eh? Siamo sì. Però hai ancora lo scontro diretto che se sbagli sei nella cacca. Sì. Scusate il termine, l'espressione non esattamente giornalistica. Ok, ecco, questa è la cosa che brucia, che dà fastidio. Ok, cioè il fatto che tu nel momento in cui potevi effettivamente anche dare un altro messaggio, ma insomma, questo è comunicato, tu sei un esperto di comunicazione, quindi lo sai meglio di chiunque altro. In quel momento quel messaggio, poi detto anche in quel modo abbastanza particolare, ha avuto l'effetto del boomerang, perché poi nel momento negativo quella frase, soprattutto chi ti vuole impallinare, cioè, gli hai offerto un assist perfetto, così come è successo domenica nel post partita. Però ripeto, sai, domenica comunque arrivi dopo una brutta prestazione, effettivamente capisci di esserti messo nei guai da solo, per quanto
ribadisco, il Cagliari è ancora padrone del proprio destino, 9 partite, 6 punti di vantaggio sulla terzultima, scontri diretti in casa, ok? Quindi cioè, non vorrei che poi passasse il messaggio sbagliato. Però è altrettanto evidente il fatto che sei ancora indipendente, ma ti sei messo nelle condizioni di non poter più sbagliare niente, perché appena sbagli rischi di essere di nuovo dipendente anche dagli altri, esatto. Che è una condizione scomodissima che tu quest'anno, pur con tutte le difficoltà degli infortuni, del giocatori esordienti e via dicendo, eri comunque riuscito a evitare. Ecco, tutto qua. Cioè, secondo me è un po' quello il discorso. Scusa se ti ho interrotto, ma ci tenevo anche a puntualizzarlo, questo discorso delle frasi di Angelus, perché anche oggi chiaramente nei commenti sono tornate tante volte, sì, no? Sono d'accordissimo, sempre attuali. Poi Angeluzzi ha anche un modo così genuino di dire le cose, che magari in quel momento semplicemente voleva dire: per noi l'importante è salvarci. Esatto. E forse ha usato la metafora: a me va bene anche il quartultimo posto. È chiaro che il quartultimo posto significa salvezza, è chiaro che per noi è importante salvarci, quindi ci sta. È anche uno vecchia scuola, quindi nelle dichiarazioni è sempre, non è necessariamente misurato, non necessariamente sì. Calcola, che è anche una cosa carina nel mondo del calcio, dove questa cosa invece avviene sempre meno. Chiaramente adesso cosa dobbiamo aspettarci da venerdì? Secondo me la cosa più importante di base è aspettarci la reazione, al di là del risultato, al di là di ogni speculazione che possiamo fare su quanti punti dobbiamo fare, chi deve vincere o perdere dietro di noi, chi deve vincere o perdere davanti a noi, eccetera eccetera. Secondo me la cosa più importante in assoluto è vedere la reazione, perché anche un'eventuale sconfitta contro il Napoli, che magari non compromette ancora, che magari anche però ci porta a ridurre il vantaggio su quelle dietro e a farci pizzicare un po' il sederino. Però se dovesse arrivare quella sconfitta con una prestazione in cui davvero hai dato tutto e hai convinto del tuo livello di determinazione per dare tutto per questa maglia, allora a quel punto sicuramente a questo Cagliari verrebbe perdonata una sconfitta contro il Napoli. Se poi dovessero arrivare i punti, è importante che non si gridi siamo troppo forti, sì, ecco, cioè nel senso, esatto. Sempre con un po' di equilibrio, sempre sì. poco di equilibrio. Non siamo la squadra di Pisa, il Cagliari, cioè noi dobbiamo tirare le conclusioni sempre guardando il campionato dalla giornata 1. Non siamo la squadra di Pisa, sappiamo che possiamo fare partite come quella di Pisa, è chiaro, ok? Così come vincere con la Roma, vincere con la Juve, fare partite convincenti contro le prime 7 del campionato non significa essere una squadra da Champions League o da Europa. Sappiamo che possiamo fare quelle partite, che possiamo giocarci quelle partite. Abbiamo un range molto ampio, perché da Pisa a Verona, cioè praticamente in mezzo ci passa la qualunque, però allo stesso tempo dobbiamo ricordarci sempre che ogni giornata è una giornata di costruzione, è una giornata di esperienza, è un passo in più verso la realizzazione di qualcosa che mi auguro nelle prossime stagioni potremo vedere. Io sinceramente, lo ripeto, lo sottoscrivo ancora oggi, mi auguro che Pisacane rimarrà a lungo in questa squadra. Per rispondere a Nikash su se sa mai salvato Angeluzzi da DS, ha fatto anche l'Europa League a Sassuolo, sì, Angeluzzi, quindi insomma sì. Poi è chiaro che ha avuto più una carriera in Serie B, ma comunque sì, anche in Serie A. Chiaro che tutti hanno in testa oramai il Frosinone, l'annata del Frosinone come riferimento, ma
non bisogna dimenticare anche quello che è stato il passato. Mentre a Stefania che diceva ma quali giovani, di quali giovani sta parlando, Rodriguez ha giocato 2 partite sì e 8 no. Beh, guarda, vado a vedere il numero di presenze, Stefania, Palestra Stefania, vabbè, 28, Kilixoi 20, Idrissi 23, Rodriguez 9, Treppi 6, Liteta 5, sono giocatori che comunque in altri anni non avrebbero giocato. Negarla questa cosa mi sembra sbagliato, come difendere la spada tratta tutto l'operato del club, quindi secondo ci vuole me un po' di onestà questo, intellettuale. esatto, cioè bisogna trovare come sempre un po' di equilibrio, cioè non notare, non mettere non sottolineare il fatto che quest'anno in prima squadra si siano avvicinati giocatori che non c'erano mai stati. Io penso a Vinci Guerra, quante volte ha fatto panchina in Serie A? 2 forse, e poi comunque non ha mai giocato, quindi per dire, Vinci Guerra non era certo banale, quindi Liteta non avrebbe mai giocato e a fine anno sarebbe andato a Salonicco in prestito e poi avrebbe perso ma Liteta vale 3P, vale un altro, quindi insomma poi è chiaro che dispiace poi soprattutto per l'infortunio di Idrissi, perché secondo me Idrissi sarebbe stato uno dei protagonisti di questo finale di stagione per vari motivi, cioè sia perché per esempio lo ripeto, a Pisa Riyad sarebbe servito come l'aria, perché nel momento in cui triplicano a destra su Palestra, tu giri a sinistra, assoluta in superiorità numerica, su un'altra ala, di fatto, e avremmo visto probabilmente un'altra partita. Quindi veramente dispiace enormemente, sia per il discorso proprio di salute fisica di Idrissi, ma penso anche proprio dal punto di vista tecnico-sportivo. Sarebbe stato il finale di campionato suo, secondo me. Idrissi tanto è un destinato, è un predestinato. Io sono convinto, sono pronto a sottoscriverlo. Idrissi andrà a un top club a 40 milioni, diventerà un punto fisso di quella fascia della nazionale italiana. Idrissi è un predestinato. Posso dire una cosa fortissima e a cui non mi crederà nessuno? Idrissi farà una carriera più importante di Palestra. Ottimistico. Ne sono sicuro, perché si capisce dal punto di vista anche caratteriale e anche che il margine di crescita di Riyad è enorme. Cioè, quello che noi vediamo oggi forse è il 30% del giocatore che sarà, mentre credo che Palestra sia quel tipo di giocatore forte già subito, molto, molto bravo tecnicamente, fisicamente strabordante, eccetera eccetera, utile, ma penso che i margini di crescita di Palestra siano inferiori rispetto a quelli di Idrissi in termini assoluti, e fra 10 anni io credo che Idrissi sarà un giocatore preziosissimo per qualunque squadra lo avrà in campo, e Palestra anche sicuramente, ma Palestra sarà più simile, più vicino al giocatore che vediamo oggi, mentre Idrissi sarà veramente un grandissimo acquisto per chiunque lo farà in futuro. Senza il crociato rotto sarei stato molto d'accordo con te. Dopo il crociato rotto, insomma, potremmo chiamare chiamo Roberto Baggio col mio telefono per chiedergli se questa cosa vedremo. Io sono una linea diretta con Roberto Baggio. Ale, portalo in trasmissione, scusa, a questo punto esatto, ospitiamolo, dai. Facciamo un'eccezione, facciamo Diablo e Baggio, dai, tutto sommato. Ma magari. Credo che qualcuno non si offenda. Va bene, Ale. Ho troppo screenshottata questa cosa di Idrissi e Palestra, perché poi magari fra 2 o 3 anni pensavo di te e Baggio, questo era, cioè, la cornetta gialla, quello era il vero contenuto da reel, quello, e ovviamente le incursioni di Artemisia, che insomma soprattutto quella
quando si è strusciata la tua barba, quella resterà, quella resterà sicuramente nella storia. In chiusura, venerdì? Venerdì, ripeto, vogliamo la reazione, la voglio. Io vado allo stadio con mio figlio per vedere una reazione. Voglio essere lì a vedere una reazione, una partita di cuore, una partita in cui lo stadio, malgrado la delusione di Pisa, continui a spingere forte la squadra e magari che anche noi, come è successo altre volte, siamo in grado di segnare quei gol dalla tribuna, no? Dalle tribune, dalle curve, dai distinti, dai seggiolini, perché forse la cosa più utile in questo momento a questa squadra è sentire che la tifoseria non molla. Certo. Molto bene. Ale, grazie. Ovviamente grazie a voi. Per essere stato con noi. Ci vediamo settimana prossima. Un abbraccio forte. Settimana. Ciao. Ciao Ale. Ciao. Eccoci qua. Tac. L'ho fatto io alla fine. Vabbè. Bravo. Comunque. Bravo. Zorte ha 2 assist ha fatto. Non 1, 2. 0 gol. Siamo andati a rivedere immediatamente il fantacalcio. Furbillo. Sì. No, io invece vi volevo dire un paio di cose. Sul discorso anche numerico, perché sapete che a me piace analizzare i numeri e quant'altro, cioè anche sulle difficoltà delle prossime partite interne che attendono il Cagliari. Tutte le squadre, tutte le prossime avversarie del Cagliari le ho messe in ordine di classifica, non di impegno, quindi mi perdonerete, però che quindi sono Napoli, Atalanta, Udinese, Torino e Cremonese. Hanno tutti ovviamente un saldo negativo tra casa e trasferta. Stai parlando delle sfide in casa. Tra casa, esatto, delle sfide interne, sì. Ok. Il Napoli ha fatto 2,43 punti in casa di media, 1,67 in trasferta, con mi pare 6 sconfitte. Adesso purtroppo non mi sta andando Transfermarkt, quindi ho perso un po' il treno. Non so se riesci tu a mettere se tu riesci ad aprirla. Devi andare su Transfermarkt e mettere classifiche in trasferta, che poi è il rendimento esterno. È il rendimento esterno. Io il documento è fuori. Il Napoli da qualche parte ne ha perso 6, 8 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, 20 gol fatti e 17 subiti. Questo è quello esterno. Okay, cioè, comunque ha perso varie volte, ecco, diciamo così. Sì, sconfitte. L'Atalanta ha 1,93 punti di media in casa, 1,29 in trasferta. L'Udinese 1,27 in casa, 1,21 in trasferta. Torino 1,33 in casa, 0,93 in trasferta, mentre chiude la Cremonese con 0,86 in casa, 0,80 in trasferta, mentre il Cagliari ha 1,14 in casa, 0,93 in trasferta. Ciò detto, poi è chiaro che, insomma, abbiamo già visto quanto i numeri poi contino il giusto, visto che a Pisa tutti i numeri erano dalla parte del Cagliari. Okay. Però è chiaro che servono per analizzare un trend, per analizzare anche il momento e tutta la stagione, ok? Quindi restando ai numeri c'è spazio abbondante per fare bene anche contro Napoli-Atalanta, perché comunque anche i numeri ti dicono questo, ti dicono che c'è spazio. Più arriva la sosta dopo il Napoli, che sarà un periodo fondamentale secondo me per ricaricare le pile, soprattutto a livello di testa per questa squadra. Cioè dovrà essere il periodo giusto per far capire quanto sia importante non bruciare tutto quello che è stato fatto nella prima parte di stagione, i primi 2 terzi, ecco, diciamo così, di stagione. Perché è chiaro che ci sono tante attenuanti, infortuni, un ringiovanimento della rosa, soprattutto dal punto di vista appunto dell'esperienza, come dicevamo prima, e anche dell'esperienza nel dover gestire determinate situazioni. È tutto comprensibile, tutto messo sul piatto, ci mancherebbe, però questa squadra deve capire che
Cioè, dopo quello che si è visto a Pisa, chiaramente questa tifoseria, questa piazza non può aspettarsi un tipo di prestazione così scadente. Cioè, o meglio, fossi l'ultima in classifica a 10 punti, beh vabbè, sai, sei molto più scarso degli altri e ci può anche stare. Ma siccome il Cagliari ha dimostrato di non essere quello, ha dimostrato di non valere quelle posizioni, ecco. Ora è fondamentale fare quadrato, come dicevano un tempo, come si diceva un tempo, e infatti io accolgo con piacere il fatto che la squadra abbia deciso di andare in ritiro. Esatto. Perché almeno questo è quello che trapela. Cioè, è stata la squadra, sicuramente i capitani, che hanno detto, che hanno capito l'importanza del momento, che hanno capito quanto sia stata dolorosa la pagina di Pisa e inattesa, oltre che dolorosa, perché comunque è stata inattesa, e hanno deciso di lanciare un segnale, che per me è positivo. Poi io non sono d'accordo con i ritiri punitivi, quello che diceva anche prima Alessandro, ma io da sempre, è una cosa che a me non è un approccio che a me è piaciuto subire in qualche modo, e quindi non penso che sia un valore esageratamente alto. Però è chiaro che questa squadra doveva lanciare un segnale alla piazza e mi sembra che sia stato lanciato e va riconosciuto e va anche sottolineato. Ok? Sì, tra l'altro, però è chiaro che in chiusura su questo, perché tu hai visto Pavoletti in conferenza e hai visto comunque qual è stata la sua reazione a questa sconfitta, e poi come dice anche Nicola, sta rientrando De Jola, altro capitano, è ovvio che da loro deve partire questo recupero della concentrazione. Me lo aspetto magari anche titolare col Napoli, è proprio come segnale. Sì. Come è segnale. da loro che deve partire, ovviamente. Poi magari dopo un'ora esce, intendiamoci. Beh, 90 minuti la vedo difficile, ti dico la verità. Però io non mi stupirei. Comunque ci deve essere in campo, deve ridare un po' quella grinta, perché è inutile. Da Cagliari-Verona, guardando anche i numeri e le partite, il Cagliari ha comunque diminuito il suo rendimento, che sia un calo di concentrazione, che sia mancanza di energia, che sia rilassamento. Vedetela come volete, fatto sta che i numeri parlano di questo, e in mezzo ci sono stati i due scontri diretti, Lecce e Pisa, che comunque lì nessuno vuol fare dramma, ci mancherebbe, però io l'ho detto, il campanellino d'allarme, nel senso che ti siete trovando ora in una situazione, ricordiamo, dalla vittoria di Lecce e Parma alla vittoria di Roma, sono passati 2 mesi di più bassi che alti. Sicuramente la vittoria di Roma era stata quasi, nessuno se l'aspettava sicuramente, però è arrivata. Non è quella la situazione, ma sì, è una situazione che ora mancano poche partite, mancano 9 gare, e dove magari la concentrazione deve essere al 100%, non ci devono essere distrazioni. Come hai detto, come è stato trattato anche a Cagliari Social Arena, sono finiti i bonus. Finiti. Ora sono 9 partite dove devi lottare al 100%. Scontro diretto in casa con la Cremonese, hai diverse trasferte non semplici, perché vai in casa dell'Inter, vai in casa del Milan, che comunque stanno giocando per altri obiettivi, e comunque puoi anche trovare un Torino, un Udinese che dovrebbero essere in spiaggia, tra virgolette, ma questo non deve essere valutato, perché saranno 9 partite dove devi giocare al 100%, devi ritrovare quell'armonia, quella voglia, quella garra, quella fame che ha avuto sino alla partita contro il Verona. Questa è la mia idea. Aggiungo un altro aspetto, poi, che è la risposta a Marco, che dice: recuperati per venerdì chi sono? Resta fuori soltanto Borrelli, sì, più i lungodeggenti, ovviamente Ober squalificato, torna Esposito, e sarà un recupero fondamentale, perché si è visto quanto sia mancato poi a Pisa. Quindi Borrelli probabilmente verrà aggregato, un po' come è successo con De Jola a Pisa, visto che poi soprattutto è in casa il Cagliari, quindi magari potrebbe anche far parte dell'elenco dei convocati, ma non certamente per andare in campo.
perché l'obiettivo è averlo al 100% dopo la sosta, quindi nella partita di Reggio del 4 aprile, quindi insomma dopo l'impegno per le nazionali. Veiola appunto risulta pienamente recuperato, quindi così come è successo con Gaetano ce lo aspettiamo magari anche lui titolare contro il Napoli, e basta. E poi c'è appunto l'obiettivo di riavere Belotti a inizio aprile, magari in gruppo, quindi non so se già per Reggio Emilia, però magari per la Cremonese in casa, a me è una convocazione. Capito, quindi insomma. Però ripeto, adesso testa a venerdì, perché comunque insomma c'è uno sfacelo da vendicare, ripeto. Io mi auguro ovviamente che il Cagliari faccia punti col Napoli, è molto difficile, molto complicato, se andate a vedere il trend del Napoli, chiaramente insomma totalmente a favore, ecco, degli azzurri di Conte, però cioè, ora ti sei messo nelle condizioni, ripeto, perché ti sei giocato in maniera veramente discutibile, ecco, alcuni bonus e quindi basta, cioè non c'è molto da dire, molto da fare. Va bene? Sì, assolutamente. Ci vediamo domani, ragazzi. Ci vediamo domani, giovedì. Domani sarà un giovedì campale. Yes, vabbè. Campale. Conferenza stampa, dirette su dirette. Domani lunghissimo, però. Niente male. Un giovedì. Beh, vabbè, ci sta prima della sosta, dai. Ci sta assolutamente. Va bene. Grazie ragazzi, come sempre, grazie a chi ci segue in differita e ci vediamo domani dalle 10. Grazie a Tore per la donazione. Grazie a Tore ovviamente. Sempre gradita. Grazie anche per il sacrificio che insomma abbiamo anche seguito nel canale Telegram, il suo arrivo a Pisa, insomma. Non è così scontato, io apprezzo sempre ovviamente questi sacrifici che non devono mai essere scontati. E quindi applausi comunque per esserci stato, Tore, al di là del risultato, quello era l'unico dato che non potevi controllare, però ci sei arrivato, quindi tanti applausi per te. Grazie ancora ragazzi, ciao Fra, ciao ragazzi, buona giornata a domani. a tutti, buon lavoro, ciao. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare, c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna a voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali.
speciali non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.